Saluti a tutti, benvenuti e bentornati che veniu a Riseru, a Trassardo e Profano, che è su festival che va a togliere la musica sarda con la musica del suo mondo, partendo del suo Mediterraneo e muovendo fino a Prusa e Largo pure. Infatti sì, questa edizione c'è ottenuto ospiti spagnoli, uno curdo che ha suonato, uno siciliano e sardo, si punti con noi, se ha togliato a pare in tanti bocao a pillu cosa bella, sia su in Pula, sia su in su Muspos, che è su museo di Orlando Magia che è sezione noi, ananti mio, è un museo, una raccolta di strumenti musicali si dedotto sul mondo, dunque questo è proprio sul luogo giusto, poi sta pinnica da pari su sardo, su profano e tutto sul mondo puro. Venite a noi, già che da Parremonao, Orlando, aici, fai sui sonori del domo, poi tu sei, fino a sumere domo, noi sa tua, sa domo, è prestata, però poi sei sumere domo. Saluti a tutti. Un pochino non ci può dare zero, se stavo a suonare, che sono domo, fonte spuleso, a me Matteo resta scraisico, e dopo come da piacere da sappo a ricesa, e come tapponare zero, e come ti chiesia sa domo mia, in suo senso che da tratto, vince provene da sa domo mia, certo. da rendere sempre accogliente, vi ho con la vesticella, i ospiti svonti sacros, e profano pure. E quindi devo e vai. Ringrazio come ti faccio sempre a sua amministrazione comunale di Vula, ma tutto spuleso, mai arricchito di AIC come ti chiesia debite tutto, poi che volta non è facile avventare in un'altra bida. Nario Sovizia a invadi sul logo e andebigai uno gioiello del logo come ti gusto, però io sono apprezzato questo è un progetto da valorizzare che ha una da prestigio a Pura ma tutta la Sardegna pure, quindi è diventato un punto di riferimento non solo un museo ma un punto di incontro con i musicisti, poi scienze che volentieri a vedere come si va in la UNED oppure una conferenza sempre che questiona comunque delle tradizioni sarde. Io ho appena acabato questa programmazione è stata al museo, pure 15 incontri, si può sempre pieno da gente, insomma sono contento su come te sia. Questa cosa un festival che è stato regalato questa associazione Simponia che punti amici e tutto, gente due discenti miei, insomma c'è di altri amici pure e quindi ti ringrazio poi sceverò questa bella corte da fronte a suo paradiso, là proprio in bucca tracca, se in satro se ne dice. Quindi non riuscivo, io a riservo ci poteva un bretta Virisino, assessora a suo spettacolo e al suo sport, poi Teno sonori finalmente da questa Presidente del Consiglio, Carla Lecca, che ho lenato sfueto, si saluta il lavoro e poi cominciamo a fare battaglia, insomma. Cominciamo a esterri la questione. Poi vedo i saluti istituzionali, sì. De Carla Lecca, suo Presidente del Consiglio Comunale, questa parte, sul microfono, tocca da fare tutto su giro, ma gelo un peus. Buonasera a tutti, benvenuti. Grazie. Porto i saluti dell'amministrazione, della sindaca in primo luogo e si posso dire che siamo pregiati e contenti di essere dentro questa manifestazione in vita nostra, in domo nostra. Poi siamo felici di tramandare e di riportare questo che punti le nostre tradizioni sardas, s'amori vostra musica e quindi è con grandi onori appunto che teneusu stereo tutta questa serata in onore appunto dessa tradizione sarda. Vi auguro appunto una bella serata in compagnia nostra e di tutti questi artisti. Grazie a tutti. Grazie a voi per la vostra sensibilità. Intanto, siamo cominciati a esterri questa questione con questa musica, dove Mazzerriai può cominciare a Torre Agus, che è De Gadoni, però è vivendo in Santo Verde, Pula, dunque è vicino, accanto a noi. Pronto sei, dottore? Ita si fa sentire, puoi cominciare questa serata di oggi.
Saluto a tutti, Ciao. grazie di questo invito a questa associazione Cristiano, alza il microfono che non ti sento. Sinfonia. Costumerie, usa fare qualche cosa in pari con questo maestro Orlando. E con Jonathan, usa fare un Lasciate un commensare a solo, dai. No, no. Lasciate un commensare a solo, mancava una cosa, aggiungisi. Commenta lei. Pensavo, potevo fare gli aici che... Se aggiungi di Jonathan pure. Commensa esterri, tu, dai. Come te, come Zasterri, esatto, su Se aggiungi in esatto, aggiunge per la vela. Allora noi a Jonathan della Marianna pure. Dai, attacca con questa musica. Toreacus.
Grazie. Ecco, grazie. A questo punto io mi invitai a Orlando, pensavo che avevo fatto una vaga confusione in sta scaletta, scusa il mio. È sempre... È su bello di sta diretta questo. Noi siamo a proporre una bella sonata a ballo campidanese. Questo una sonata a fiuta, la unetta ed accompagnato su questo sonetto e altra cosa bella. Sì.
noi sta scaletta è una che mobile, Sempre. è fluida, no? Grazie Spicciotto, Jonathan, Orlando e Torres si biusa goa. Noi siamo andati a varrese a giro dei no. Dunque, c'è un argomento che mi interessa a me, che mi piace a me, sei curioso di questo argomento, che è la trunfa. Che è uno strumento che è sardo, ma non è stiscetti sardo, sagato da in tutta l'Italia, fuori d'Italia, parecchie comunità da zona. Poi questo va a regionale di questo strumento, di questa questione, e sono a due campioni di questa trunfa, che punti sfradisi, Pireddas, De Durgali, Pierpaolo, Ignazio, Beninde e noi, accostai, poi tanti punti calausoi, De Durgali, Beniuso, a Pula, ti cai sul microfono. Beniuso a Pula, hanno approntato in entrata dei vio un bello laboratorio, già sta a lutto, questa si è scassando male. No. Un bello laboratorio anche avviato tra ballende e fatti proprio sta trunfa. Dunque, se sono curioso dei sci commenti, voi nasci a questa passione di fare sta trunfa? Sei di razza, di famiglia oppure è macchimini di vosaltros? Allora, intanto salutiamo a tutti, un carissimo saluto a tutti per chi non capisce il sardo, ma spero che lo capiate quasi tutti. Noi sì, praticamente siamo dei Durgali una famiglia tutto dei Evrei Larzo, che babbo, tutto sul fratello del babbo, ma noi, bisnonno, in tutto Evrei Larzo. Tutto Ferreris. Però tutto Ferreris, come dire in questa zona. Babbo è però così si è dedicato a sostravare lo spruffine, sul Evrei Larzo generalmente a chi ha zappos e roba sul massaio, via. Marroni, tutto questo. E babbo si è dedicato proprio a trovare il fine dell'artigianato fine e tra questo noi in Durgali ne eravamo strumba e l'unica idea che ne eravamo strumba. A sta trunfa di era strumba? Trumba, invece del trunfa noi solo in Durgali però ne eravamo strumba. No, tu non era spostato trumba e tutto. Trumba. E babbo è bravissimo costruttore, noi sì, abbiamo imparato. Sì, abbiamo studiato un mestiere, siamo stati due insegnanti di scuola superiore. Sì. È una passione. È una passione. Noi la manteniamo come mente tradizione, continuiamo questa memoria storica della famiglia, che è giusto che continua, ed purtroppo non va quasi per nessuno in C'è una rendiconto. Quanto sei su Seisi in Sardegna a fare questo traballetto? Pago gente, pochissimo. Paga tutto, no? Pochissimo, che anche nella strumba. Ma questo strumento è ancora più in su connotto sardo della musica o Sì. sta andando un paghetto a No, anzi, sul contrario. È sempre crescendo. In Sardegna va medesimo il gruppo chi suonano e suonano la trumba e medesimo giovane chi suona imparando e bravo scuro. E in Durgali, in Duati? Tanto. Giovanello. Noi la facciamo, però non la facciamo sul turista, noi la facciamo sul posto suonatore, sul musicista. E quindi la facciamo bene, con l'audacia, chi sa nota giusta, deve suonare bene. Hanno fonte di appiccanza zimminera? No. Sono un po' suonare questa. Non fonte di gudas a foturista. E vosaltro suonai scuro? Come facciamo intendere questo bello pubblico, questo sera li facciamo intendere un ballo nostro dei Durgali. Ballo Durgali. Ballo Durgali, ballo in schina o no? Ballo in schina e ballo tre spasso. Ballo a tre spasso e tre schina. Dai, toccai.
Grazie. Sta cosa bella. Se sta aggiunto un sonetta bucca di nera un nostro, non riuscivo a posare, tromboni, sta di nera. No. Sonetta bucca e sto Orgonita qua. buca, E sto qua. Quindi avete una valigetta frena di cose, e ti ha detto due tennis. Noi suoniamo da strumento. Ma si dubbi che avete quindi... che qualcuno prenda qua, anche una intro. Metti in da noi, dai. Questo si scattula che io generalmente aiuto quando andiamo a suonare, che noi spuro siamo parte di un gruppo. Carallo su nomini. Sul gruppo nostro si era Juntos è un gruppo che veste parecchi anni, giriamo su. Oggi io faccio parte solo dei fratelli Piredda e Strumbas. E noi andiamo tutti gli strumenti. Gli strumenti sono fatti da posato. Orgonito a buca, tutte le tonalità di questa Strumbas, pippiolo, e un po' di tutto, via. Ne tieni tipo ben di puro, vero? Sono in strada, dunque, sì. se a chi ne sta interessato, La siamo facendo, approfitta e indi, quindi- punti vendita sai, mo e tutto, dunque, è una bella occasione. Bravo. Frisca, o callenti, dipende. Scente. Grazie, sei Grazie, bravo. grazie a voi. Sì, che ida di Aici, che Gesù si antendi bene. Però a più a Jonathan della Marianna, che è del Pragio questo suono di questa trunfa, vero? Venite a noi. Ti da Pragio suonare con questo suonatore di trunfa? Tananas. Ci devono essere mezzo Mi pongio un pallo esatto. Pierpaolo, No, fai tanto. questa carità, tornando a noi. Si commenti, mo Ignazio si è spostato su ballicetto un pari dove su pago brusanante, che si spostano appena. Quindi E quindi Passa- mo tu si conta, passavo su. Pago, adesso associo Simponia che ha concordato tutto questo bello festival, sta serata di oggi degustatisi. Io pensavo pure sul festival tra sardo e profano, oltre la Sardegna e il mare, Prusadia. e tanti se sommari tu teni su a giro, gira si a tocca giro. da usare per forza. Se us arrivavo a 5 edizioni. Tra sardo e profano, sta quinta edizione, ho cominciato appunto, ho fatto sempre il desiglio su 2017 a Imoi, e sul fondamento del suo festival, di questa rassegna musicale, è sta appunto a porre in pari questa musica tradizionale nostra, a partire della Unedas, poi Taddeo suonatore della Unedas, Enrico parte di suonatore della Unedas, Andrea suonatore fisarmonica, Masio Sudai con suo ballo alla Unedas è sempre qui, e tanto se pegna a conca denai, ma poi te che non potevo fare una cosa che in prassi di tutti gli altri generi musicali tradizionali si è tutto area mediterranea, internazionale, insomma. Certo. Se su maestro nostro Orlando sa di inghizzare bene, e questa cosa che posso suonare personalmente è proprio che è sempre a parte essere su maestro nostro e di tanti suonatori della Unedas, questa persona più disponibile a fare una rassegna commenta e gusta, si tiene sempre a giro, a suonare a destra e a sinistra. Poi sa trafortina a caso sono una bella ida, no in pula e si permette di Amministrazioni sensibili, insomma. Ehi. No, non dovrei ancora. Ascolta Jonathan, siccome oggi è l'ultima di, io tocca cominciare a pensare che vai sul bilancio puro di questa edizione di Occanno. Come ti sei andato? Ma bilancio del dinai cominciamo a fare? No, de spazio. Se già partito su male. No, de beh. spazio, de gente, de risposta. Tanto se ho partito su, ho fatto prima, la città passata in Casa Assad, in Pirri. Salutavo su noi, oggi funti tutto sorris, quindi Tonella, Anna. Grazie. Vabbè, poi a chi ne manca da salutare. Se ho partito in Casa Assad, che è un'altra realtà storica, una bella Ampirri, che accanto a cosa a me in Niaburu e si braci da condividere sempre si illumina un noi. E tanto, di cui ho fatto tante prima con tanti suonatori di cui pure. Poi si sono spostato su Geroni. In Geroni poi sta cateneo su maestro Cadello, su chitarrista che è consigliere in Geroni.
Sto giro è sempre a contatto facile, go paesi con Orlando, sono andato a una vita in pari e tanto io provavo a dare una cosa da esportare, a porre in un altro contesto, un bellissimo luogo, proprio un ex convento, tutto bene arrangiato, Geroni è bella a meta, si è fatto un pago brulla a suo tempo, però Dio si combatti e tutto. Poi tante si hanno, tante si sta serrata davvero su un pula che penso sul disagio di tutto, da serrare in questo modo. Se non danno da ruffiano, no? Se un ruffiano meta, poi che Dio si provato che hanno passato, e è una cosa veramente Manda bene. gazzosa proprio meta. E o canno è andando bene. Sono contento. Poi ti sono altro due amici, però spagnolo. Come Sì. ti sei conosciuto con questo due? Con uno in particolare, con Michele, si ho conosciuto su già quasi 10 anni, si sono stato convitato a suonare in Madrid. Io vivo in Madrid, manca sia da razza gallega, da Galizia. Infatti suona questa musica tradizionale in soro. E tanto di cui poi è sempre avrà uno contatto, una sorta di accappio tra gaita su sa zampogna, sa cornamusa del soro con il launeddas. O canno ce li ho fatta Fai zona a fare il lompi no, manca difficoltà di si funti in mano con questa specie di puntori che si usa bevendo, ma lo combattevo su sicuro. Andava bene, grazie a Jonathan. Grazie. Iniziando Grazie a tutti. Lusu Zerriausu. A Miguel Ramagliera e Paco Alonso e su progetto in solo Uppsala. Vamos compañeros. Come ti viene a rendere Jonathan? Fanti una musica finasa, magari non medievali, però teniti questa cornamusa che diventa gaita, è una musica una magari celtica pure. Pari di strano e curioso, poi in Spagna uno non si dà vetta da una musica celtica, però c'è sta arrivata in Cuni pure. Pronto sei? Stai domandando? A posto. Uppsala. Praticamente si funti, bisogna succedere. Questa musica è Sansoro, però più che ci funti altri ospiti, si funti già arrangiato fra di essi, quindi Michele e Paco hanno suonato in pari a presentare ormai, a Davide Campisi, su indieni di Enna, della Sicilia, che ha fatto già i vatti di noso che hanno passato, ma in questa disi io sono gotto un giro in tutti i disi del suo festival, e poi tenevo su un altro amico, Dubiese con suo berrettello cubano, ma è guspineso, birreso, dai. Tenia da Vrageri da suonare su sa percussione con Parannoso e noso su spirito del suo festival e cusso, quindi ci abbiamo posto un mezzo in noi. Stefano Siviriu, Davide Campisi, Paco e Michele. Grazie.
Una massa. Una massa. Sí, nos despedimos. Bueno, si queréis traducir. Con la rumba de Vergara, da una canzone da Galicia, a nostra terra. Miguel e Paco. Paco y Michele Uppsala e grazie a Stefano Guru. Grazie. Davide Campisi, dove si sta andando? Bene noi. Davide Campisi torni sul palco. Davide Campisi è su siciliano. Oggi devo fare un progetto e uno per presentare. Oggi dobbiamo presentare un nuovo progetto, caro Davide, con un nome così esotico, Isole Cromatiche. Esatto, Perché avete scelto questo nome così evocativo? ma è venuto un po' così in realtà. Queste due isole separate dal mare. Il mare unisce, non separa mai. Esattamente, e noi l'abbiamo vista così. Com'è nato il rapporto con questo? È stato bello, noi in realtà questo progetto lo stiamo costruendo, diciamo invece di costruirlo in studio, lo costruiamo suonandolo dal vivo, sostanzialmente così, già sta succedendo un po' di giorni, abbiamo parlato sul tipo di repertorio, sulla ricerca che faremo con Jonathan, con l'aiuto di Enrico, con l'associazione Sinfonia. Insieme stiamo lavorando su questo progetto nuovo, però invece di stare in studio e scrivere e lavorare sulle prove, anche, ma principalmente lavorare proprio in pubblico. Ma quindi nasce sul momento, diciamo, non è scritta o c'è una traccia e No, muovete... nasce da uno studio che stiamo facendo, da un percorso di studio che stiamo facendo di scambio con Jonathan, ma le prove le facciamo in pubblico.
Non avete mai pensato Facciamo prove aperte. non avete mai pensato a questo nome Sardenna? Perché tu sei di Enna. Sì, in realtà Potrebbe piacere. non è come se mi prendessi tutta la responsabilità della Sicilia, Enna, no? Vabbè che è un medicus della Sicilia, però vabbè, è Enna. Sì, Sardegna se vegna stata una testa passata. Ci abbiamo un po' di... Va bene, allora vi ascoltiamo con molto piacere e curiosità. Isole cromatiche, Davide e Jonathan. Grazie. Mi porto in faccia soli, io cavo da una stagione, appresso sì lo coggio a pigliare pinnoni. Da marzo ietta l'acqua, sa chiazza avanti i capelli, per chi tu 7 voto mangia 7 voto ridi. Un mese di ragazzi, signore, mangia un cannatore, quando si preia forti capi un assilo lavori. Si tanno la picciotta, lui picciotto vola mari, ma stacca scogli i gizi per farlo innamorare, a così come i canari, visto cosa che ha passato, lo sventurata amante sarà giovane catenato, che bene li finanzi, la femmina fatale, che stazza con la lommi, facendo l'arrangiare. Dopo lo sventurato che la sconta una valeggia, che fine è salvaggio e non ci vuole una ciappeggia, ma tu che sei per avanti, il ciclo mariano, non perdere lo filo di lo punta baccherano. Seduci ti fanno pappereggia, ma sconci chi ad un anno su di mente grava seccia. Tu da carina con la mano sale vola, ti sette maritata, riducibile di fignola. Si fa, scritto già la maritata, quando corna porta la grava. Tu dici sto io comincisti, ti dici sto io come perché fignola si fa, tu già la maritata, quando corna porta la grava. Quanto corna porta la grappa? Tu! Che aspetto conto antico e vi lascio da così. Tu mi tappi, di là.
Grazie. Un po' di voce sul monitor. Sa, prova, ehi? Sente un po' così così. Va bene. Va bene così.
Jonathan Della Mariana. Un applauso più grande a Davide Campisi. Vi salutiamo con un brano e una filastrocca scritta a tutti i bambini d'Italia. Qualcuno forse la conoscerà e noi ve la interpretiamo in questo modo qui. Eti capelem pem, peti capelato, peluto, pelem pem puto, stinco pelinco, pelem pem pem, pelem pem 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 pem. Nel giardino del mio vicino c'è un gattino di nome eti capelem pem, peti capelato, peluto, pelem pem puto, stinco pelinco, pelem pem pem, pelem pem pem pem. Nel giardino del mio vicino c'è un gattino di nome eti capelem pem, peti capelato, peluto, pelem pem puto, stinco pelinco, pelem pem pem, pelem pem 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 pem. Eti capelem pem, peti capelato, peluto, pelem pem puto, stinco pelinco, pelem pem pem, pelem pem 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 pem. Davide e Jonathan, le isole cromatiche. Trovate anche il CD di Davide all'ingresso, se volete acquistarlo, portarvi a casa il ricordo della sua musica. Trovate anche le magliette del gruppo Uppsala che stanno raccogliendo i soldi per fare il nuovo disco. Quindi se avete piacere di aiutarli, vi comprate la maglietta, così incideranno il loro disco. Oh, mo siete andati su Continentale, potevo scrivere in sardo. Dunque, tu sei continentale, tu sei a nome continentale, Jonathan Della Mariana, ma sei sardo scritto. E ti avevo una rendi. Ne approfitto e moi, de vai un giro del ringraziamento, tocca da Dubai, sicuro. A parte i musicisti, insomma, che anti sono a voi, tocca da tornare grazie a uno scanto enti, a su staff, a regia, insomma, fatto. Ne approfitto dunque sa regione di Sardegna, su comune di Geroni, anche suonavo i Satra Duadisi, su comune Mara, su comune Vula, cioè su rappresentanti istituzionali pure, su Fondazione Sardegna, su Muspos, che è sul Museo dei Noi, Casa Sardi dei Pirri, anche ho fatto Sante prima, e s'assozio Ballodundu di Orlando. Orlando oggi è ma che da Mandronao, mi pare non ti dai gana di suonare, vero se? Suona, come togli? Aspetta, di Orlando, ma Sammereomu però. Samulleri. Un applauso umano a Chiara Pure. A Chiara. Chiesto in pizzo, staccando il biglietto del suo museo. E tornò grazie al suo staff pure del socio Simponia, di Eugenio, Jonathan Della Mariana, Enrico Picchiri che è in regia, Carlo Valmas che è in noi, Riccardo Gucci, Orietta Bugioni, Montinzentrara e Gabriele Serra che è sulfonico di Oi, che è giovane ma è già bravo. Commento e costumanzia, poserai, fai una jam session, no? Che dinanzi a finale con tutti i musicisti che anti sono a Jam voi. session in sardo commenti adesso? Boh, a Montoni, tutto a Montoni. Sono un bello a Montoni, da gente, tornò senza reai a Pacco e a Michele, che si spagnolo su... Frozzi sì, No, mi sa che secondo me tutti prima... sempre cambiando di messa mi dà scaletta, più no? memorizzata, che... Poi tornai a convidare Pierpaolo e Ignazio Piredda. A uno Chi torna a fare una cosa in pari, davvero su moi, da. Approfittavo su moi con Tore Agus. E poi andai
A chi non Su ti devi mais tu esti. Viu che da sinau che mandroni mi. Comunque sei sempre cambiando in messa scaletta. Sempre, oggi è da cabauso tutto. E dunque, se ve la uno sa un uso, sa t'aggiungi, insomma, i suonatori, sei musicista, sa. Si lascia con sa musica. Sto Orlando anche. O canno chieni, ti scusai che sta valletta o canno da se ho venduto o mi tocca a fare questo. O canno chieni, prometteo su. Bella picciocca, una bella valletta proprio. Chi si pone in mente? Un bello valletto. Bello valletto ci si scusai. Vai.
Bio Cassupatori de sono, su tenio su Posonai puru, una concordia de trunfa. Grazie. Acabavo io. Poi ti comincia in piazza, però prima del dovere, dato che sti arrivavo, ha fatto un sacrificio, poi avevo in difficoltà di commento orario. Io voglio invitare a noi, San Gelo Custode, di tutte le manifestazioni che ho fatto. Poi da dove ti un po' disperato, perché quella cosa, non ho gattato catira, non ho gattato sagraio, non vedo la macchina a me. C'era sempre l'assessore Massimiliano Zucca. Quindi da serra a tu questa manifestazione delle Ossizze. Quindi prima salutavo il Presidente del Consiglio Carla Lecca e poi tengo sonore da tenere assessore a questa cultura pure, si fa un saluto e da serra di Aici, ok? Ora, non penso a Giulietto, ma sì. Grazie. Torno grazie a tu, torno grazie a tutti, a tutti vosaltros. È una cosa bella, una più di Aici, con cultura e con mera maestranza della cultura cosa nostra, della Sardegna, ma finza del locus particolare, su questa Galizia, spagnolo, sì, ma questa Galizia sceso che non è proprio un luogo come si dice in sardo, comune in Areuso, e tiene una cultura mera particolare che assimila a questa nostra, no? Per certe cose. Su proprio un po' su Nevo Davide Campisi, poi arriva da un cucurino in Sicilia, quindi una cultura in particolare, quindi una cosa mera bella, quindi torno grazie a sta sozio sinfonia, poi si fatto questa, poi si ideato e poi si fatto, poi si può tenere innanzi questa bella idea, Nareuso, di una continuità di Aici, perché di Nareuso è una cosa importante. Torno grazie a Nareuso sempre, devo pure, a Orlando Magia, a Sasozio Ballodondo, a farci, scusami, si emozione, perché è una cosa d'ognota che devono, grazie a Bosato, di nuovo, perché si votava in Pula e si donava questa possibilità di avere una cosa in pruso che di adesso non ci viada e di avere una cosa a mano. Grazie a tutti e buonasera. Santina che teniamo altro 10 minuti, poi che voi in piazza dovete un altro concerto umano e quindi non siete preso troppo a pari, dobbiamo essere voi. Poi un'altra, come ti dai serrare, ammontonata, Minuto se ne tenevo un montone di musica. Sì, solo una suonata perché poi ci deve essere il tempo anche di spostare le sedie in piazza, quindi non sfruttiamo all'ultimo minuto. Santo Deo, ne approfitto e poi si salutare. Secondo però messi scarescio di dorrai grazie a fine a Peppino e a Maddalena che si aiutano a vostra cena, ad altre cose da questa organizzazione. Grazie a Peppino e Maddalena ne approfitto in moi. Santo si salutano, si serrano su questa edizione di Occanno, si tornano a sapere Occanno Chieniti. Grazie a tutti che sei venuti e spasiesi con l'ultima sonata. Si torna a presentare tutti i sonatori, Jonathan e Michele, Davide, Stefano, Orlando e Pacco, Tore Agus, Acciungi di Agova e mi va Riccardo Zappu, salutato a tutti. Grazie a Sibili.
Grazie. E a Trosanno meglio. A Trusano con saluto e tra sardo e profano. Io voglio.